Il 18 aprile 1869, qui a Valdocco, un sogno prende vita. Don Bosco fonda l'Associazione dei Devoti di Maria Ausiliatrice, come segno di gratitudine per le innumerevoli grazie e miracoli attribuiti alla Vergine e come mezzo per irradiare la devozione all'Ausiliatrice e l'amore per Gesù Eucaristia. E il sogno continua. Tante persone nel tempo hanno fatto proprio l'impegno a vivere il quotidiano, imitando Maria e mettendosi come figli sotto il suo manto. Da gloria al Padre Altissimo. E oggi, dopo 153 anni, l'ADMA è uno dei 32 gruppi della famiglia salesiana e sotto quel manto conta più di 100.000 associati in più di 50 paesi del mondo. L'ADMA vive, cambia, si trasforma attraverso le persone e il tempo che è chiamato a vivere, cogliendo le sfide del momento e rinnovando la sua fedeltà alle due colonne. Che nel cielo regni e vivi, fa che vediamo un giorno. Il 18 aprile è una data importante, ci ricorda le nostre origini, che siamo in cammino, è parte di un fiume di grazia che di generazione in generazione attraversa la storia. Non è un evento passato da celebrare, ma un presente da vivere. E allora, qual è il desiderio più grande? Provare ad essere luce, diffondere la grazia e testimoniare tutto quello che abbiamo sperimentato. La bellezza di affidare la nostra vita a Gesù per mezzo di Maria. È lei che ci prende per mano e ci fa di maestra in ogni situazione. Tutto abbiamo ricevuto e con gratuità tutto vogliamo donare a coloro che incontriamo. Da parte dell'ADMA primaria a tutti voi l'augurio di poter vivere questo giorno di grazia nella gioia, nelle vostre comunità locali, nei vostri gruppi e in tutte le vostre famiglie.